Noi crediamo che delle ULSS provinciali siano assolutamente troppo vaste, proponiamo la definizione di ambiti ottimali di riferimento delle nuove ULSS che secondo noi vanno dai 350 ai 400 mila abitanti, che sarebbero gestibili sia in termini di afferenza ai poli ospedalieri esistenti, sia soprattutto per una vera integrazione sociosanitaria nel territorio, che darebbe ruolo ai sindaci che rappresentano i cittadini tramite le conferenze dei sindaci e farebbe poi in modo che rispetto agli ospedali non ci fossero ospedali di serie A e di serie B, ma si andassero ad individuare i poli ospedalieri di riferimento in un territorio che ha delle dimensioni adeguate. L'aggregazione è importante, però è importantissimo nel momento in cui si fa aggregazione e quindi si risparmia, di stare attenti a alzare il livello dell'attenzione sulle prestazioni assistenziali, sulla rete clinica, sulla possibilità di poter generare una continuità assistenziale, perché questo qua è il livello che ci preoccupa. Nel momento in cui si aggrega c'è il pericolo che ci possa essere un abbassamento dei livelli di prestazione e soprattutto quelle diagnostiche terapeutiche dei percorsi clinici dei pazienti. I cittadini ci interessano.